Buonasera e bentornati a un nuovo appuntamento con Verona Live. Oggi, mercoledì 6 gennaio, dedicheremo come ogni mercoledì la puntata della nostra trasmissione allo sport e nello specifico questa sera parleremo di pallamano femminile con la squadra della Venplast Dossobuono. Il team veronese, che domenica 10 gennaio aprirà il campionato, è stato costretto a rimandare infatti l'inizio della stagione a causa del Covid, come tante altre attività, tante altre società sportive. La Federazione Italiana Gioco Handball infatti a novembre aveva deciso di dare la possibilità anche alle squadre della categoria A2 dove milita la Venplast di giocare, ma attenendosi ai protocolli anti-Covid in uso alla Serie A Beretta. Una decisione che ha quindi spinto la società veronese a far slittare l'inizio del campionato per poter organizzare l'attuazione delle nuove misure. Parleremo di questo e di molto altro con Marco Beghini, presidente della Venplast Dossobuono, l'allenatrice Elena Barani e il capitano della squadra veronese Martina Mazzieri. Ma come sempre iniziamo con una panoramica sulle principali notizie di questa giornata e in particolare uno sguardo ai dati dell'emergenza Covid. Andiamo quindi a vedere la schermata come sempre di Jedi Visual e quindi la situazione coronavirus in Italia. Come possiamo vedere, i ricoverati con sintomi nella giornata di oggi sono calati di 221 unità, ci sono 2 ingressi invece in terapia intensiva, i totali attualmente positivi sono scesi di 449 unità e i casi totali invece hanno subito un incremento di 20.331 per arrivare a un totale complessivo dall'inizio della pandemia di 2.201.000 casi. E andiamo avanti con la cronaca, in particolare con il presidente Sergio Mattarella, che ha firmato il decreto anti-Covid, firmato ieri sera dal Presidente della Repubblica, il decreto legge con le disposizioni anticontagio approvate dal Consiglio dei Ministri, regole identiche per tutto il Paese fino a domenica 10 gennaio, mentre da lunedì 11 ogni regione dovrà seguire le norme in base al colore in cui sarà ricollocata. Venerdì 8 gennaio si conosceranno le decisioni del Ministro della Salute. Ricordiamo che i parametri di valutazione cambieranno in senso più restrittivo. Per passare da giallo ad arancione ci vorrà un indice di contagio RT di 1 e per la zona rossa RT a 1,25 e non più a 1,50. E andiamo avanti passando invece alla regione del Veneto con il governatore Luca Zaia, che ha dichiarato che la DAD, quindi la didattica a distanza al 100% fino al 31 di gennaio, non è stata una decisione politica, è solamente una decisione prudente. La decisione del governatore Zaia di chiudere le aule delle scuole superiori a favore della didattica a distanza per tutto il mese ha generato non poche reazioni di dissenso. Il presidente del Veneto ieri in conferenza stampa ha affermato che la scelta è stata dettata dalla prudenza, non da ideologie politiche. Le indicazioni scientifiche ci suggeriscono di agire così, aveva detto ieri Zaia, quasi 200.000 tra ragazzi e insegnanti delle scuole superiori. Chiediamo un sacrificio, ma è per il bene della collettività. Queste le sue parole. E passiamo quindi alla cronaca di Verona, quindi proprio della nostra città, in particolare a Cadi David. Un uomo è stato trovato morto in cantina. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Si trattava di un 54enne che è stato trovato questa mattina in cantina dalla compagna, un cittadino romeno residente da tempo nel quartiere veronese insieme alla donna di origini moldave. Il corpo è stato scoperto proprio da quest'ultima. L'evento non sembra riconducibile alla responsabilità di terzi, ma l'autopsia confermerà le esatte cause del decesso. E chiudiamo poi con una notizia che arriva dal mondo vitivinicolo, in particolare da un lutto. È morto infatti Luciano Piona, presidente del consorzio Garda Doc. È deceduto ieri pomeriggio per le conseguenze di un malore su una pista da sci avvenuto in Trentino 2 giorni fa. Piona era uno dei vignaioli più conosciuti del veronese, protagonista dell'affermazione del Custozza Doc nel mondo. A unirsi al cordoglio per la scomparsa di Piona, Confagricoltura Verona, nella persona di Paolo Ferrarese, presidente, e anche di Luigi Caprara, membro di giunta di Confagricoltura e consigliere del consorzio di tutela del Custozza. E allora torniamo a noi e andiamo avanti con il tema del giorno, la pallamano femminile veronese. E quindi diamo il benvenuto al presidente della Venplast Dossobuono, Marco Beghini. Buonasera Marco. Buonasera a tutti. Allora,
Ecco, allora inizierei parlando brevemente della squadra. Non tutti la conoscono, anche perché sicuramente stiamo parlando di uno sport come quello della pallamano che è abbastanza di nicchia, soprattutto per un paese come l'Italia che è calciocentrico. Quando nasce quindi la società e qual è la sua storia in breve? Allora, parto dal presupposto che Dossobuono come piazza della pallamano è una piazza storica. Nel 2000-2001 con la vecchia società che c'era prima di questa attuale avevamo vinto addirittura uno scudetto, quindi uno scudetto e una Coppa Italia, quindi i fasti c'erano stati a suo tempo. Questa società nasce nel 2007 dall'iniziativa del sottoscritto con altre due persone, un allenatore Stefano Filippi e un altro mio dirigente allora che è Ivan Della Gatta, con i quali siamo partiti con una squadra che l'anno precedente aveva vinto il campionato italiano Under 18. Siamo partiti da quello e con gli anni, diciamo, siamo riusciti ad arrivare fino alla Serie A, alla 1, dove ci siamo stati per 4 anni, interrotti da un'annata, diciamo, di retrocessione e risalita successiva, e 2 anni fa abbiamo scelto amaramente di fare un passo indietro anche a livello societario e ripartire con un nuovo gruppo, una nuova squadra, con uno zoccolo duro formato da 5-6 ragazze che attualmente sono ancora nel roster. E niente, adesso se vediamo il futuro è, speriamo ci sorrida come è stato a suo tempo. Diciamo che 2 anni fa siamo ripartiti, ecco, questa era la forza di questa società, di questo gruppo. Ecco, come avete vissuto questi mesi di emergenza sanitaria e come state vivendo queste ultime settimane con il Covid che purtroppo sta ancora circolando in gran parte del mondo e anche chiaramente in Italia? Sì, diciamo che siamo quest'estate, quando c'è stata, chiamiamola la calma piatta data dalla pandemia, ci eravamo organizzati per poter appunto ricostruire tutto l'ambiente, tutto il movimento della pallamano ad Dossobuono e delle zone limitrofe. Avevamo stretto delle collaborazioni con gli istituti scolastici della zona, avevamo appunto pensato e attuato l'idea di portare un allenatore che ci desse, oltre che la qualità, anche un senso di capacità di far con i giovanili, all'interno degli istituti scolastici. Però tutto questo è svilito nel nulla quando appunto siamo ricominciati ad essere, diciamo, sommersi dal Covid. Attualmente abbiamo solamente le 2 squadre senior maschile e femminile che si stanno allenando regolarmente, più un gruppetto sparuto di più giovani, di under 17, però tutto il resto del movimento attualmente è fermo, quindi non c'è nulla, né col lavoro nelle scuole, ma soprattutto col lavoro in palestra con i più piccoli. Quindi adesso siamo limitati alle 2 squadre senior, alla Serie B maschile e appunto alla 2 femminile. Ecco, che tipo di precauzioni avete preso durante questa emergenza? Perché comunque sappiamo gli allenamenti li state facendo, domenica è iniziato il campionato, insomma, che precauzioni avete preso per, diciamo, evitare il contagio? Ovviamente per giocare ci siamo dovuti attenere a dei protocolli federali e ministeriali, quindi autocertificazioni, misurazione di temperatura, tamponi e tutto quello che ci va dietro, insomma, per dare la sicurezza alle ragazze, ai ragazzi, ma a tutto l'ambiente. Attualmente, diciamo, non dico che siamo stati fortunati, siamo stati anche bravi a un certo punto, perché casi di Covid, di positività, ne abbiamo avuti solo 2, contando che dai primi di settembre che le ragazze e i ragazzi si allenano, quindi diciamo che gli allenamenti sono continuati fino ad oggi, da sempre con le senior, con tutte le precauzioni del caso, quindi mascherina, distanziamento, misurazione di temperatura, autocertificazioni, visite e quant'altro, insomma. Certo, chiarissimo. Bene, ora che abbiamo informato, diciamo, i telespettatori e i teleascoltatori, passerei all'allenatrice Elena Barani. Buonasera Elena. Buonasera a tutti. Salve. Allora, dunque, tu sei arrivata in squadra pochi mesi fa, se non sbaglio, a giugno. Ecco, cosa ti ha portato a entrare nella Venplast e che tipo di compagine hai trovato?
sono stata contattata in estate e poi il primo allenamento è stato il 4 settembre, quindi è da settembre che conosco questa nuova realtà. È stata una telefonata con Marco, con il presidente, che in un momento così difficile, in questa congiuntura strana che stiamo vivendo con questo Covid che sta pervadendo le nostre vite, il suo ottimismo e la sua voglia di fare, il suo prospettare un futuro mi ha colpito molto, e quindi sono grata per il fatto che mi abbia chiamato e che abbia creduto in me proprio in questo momento delicato. Ed ho trovato comunque un gruppo di ragazze che si impegnano ogni giorno ad ogni allenamento, che mi hanno accolto a braccia aperte, che fanno comunque, al di là del problema del Covid, fanno comunque sacrifici per venire all'allenamento, perché spesso escono dal lavoro e si precipitano al palazzetto, e quindi sono contenta della realtà che ho incontrato. Ecco, tu tra l'altro hai anche hai avuto una carriera nella nazionale di pallamano italiana. Ecco, come definiresti questo sport e perché secondo te viene ancora troppo spesso snobbato in certi sensi, nonostante in altre parti del mondo invece sia piuttosto conosciuto? Mi è piaciuto molto l'aggettivo che prima è stato usato, calciocentrico, mi sa che sta tutto lì. Purtroppo, per fortuna, non so, perché tutto lo sport è bello, però in Italia diciamo che il calcio la fa da padrone, perché, come hai detto giustamente te, è uno degli sport di squadra più praticato al mondo, e in tante nazioni europee è uno degli sport principali che tutti praticano. Purtroppo in Italia è uno sport che è poco conosciuto, ma secondo me è fantastico, e ne è una riprova il fatto che quando ho la fortuna di andare a scuola e proporre questo gioco, questo sport ai bambini, ne rimangono sempre tutti molto affascinati, perché è uno sport in cui tutti difendono, tutti attaccano, tutti possono fare gol, si corre, si usa la palla. È uno sport molto importante dove si capisce anche che cosa sia il senso di appartenenza alla squadra, e quindi noi nel nostro piccolo cerchiamo di lavorare ogni giorno per spargere il seme della pallamano in Italia ancora di più. Assolutamente, fate benissimo. Bene, allora adesso diamo il benvenuto anche al capitano della squadra della Venplast Dossobuono, Martina Mazzieri. Buonasera Martina. Ciao a tutti. Allora, dunque, quanto è stato duro questo 2020? Perché sappiamo è stato duro per tutti, per tutte le società sportive. Pensiamo naturalmente alle partite senza pubblico, oppure anche agli allenamenti scanditi, come dicevamo prima con il presidente, dai controlli, dalle norme anti-Covid. Quanto è stato difficile? Allora, in realtà di partite senza pubblico noi ancora non ne abbiamo fatte, perché ci siamo interrotte a fine febbraio, quando il Covid stava iniziando a prendere piede. Da quel momento non abbiamo più disputato partite ufficiali, e domenica sarà la prima partita appunto che giocheremo il campionato, di questo nuovo campionato. Non ci sarà il pubblico, sarà effettivamente un po' strano. E per il resto gli allenamenti in realtà non è cambiato molto, se non le accortezze che dobbiamo avere quando arriviamo: misurarci la temperatura, fare un'autocertificazione, tenere la mascherina finché non ci alleniamo. Sì, effettivamente un campionato piuttosto particolare, ma da parte mia e di tutte le mie compagne ovviamente non vediamo l'ora di ricominciare. Ecco, c'è stata anche un po' di amarezza per aver concluso magari il campionato, diciamo, il 15 di marzo, quindi quando mancavano ancora diverse partite alla fine reale della stagione. Sì, ovviamente sì, anche perché ci stavamo giocando il primo posto con le nostre avversarie della Lenesta Brescia. Ci mancava appunto lo scontro diretto per giocarci il primo posto. In ogni caso la prima e la seconda classificata del nostro girone si sarebbero qualificate per le finali con le prime degli altri gironi, e lì ci saremmo giocate l'accesso alla serie superiore, che, come ha detto Marco, è la serie a cui abbiamo rinunciato un paio di anni fa per problematiche generali, e quindi sarebbe stato ovviamente molto bello arrivare a quel punto lì. Ci siamo dovute interrompere prima, da parte nostra fino all'ultimo c'era la speranza di ricominciare a fare le ultime partite. Ci siamo tenute in attività con esercizi da casa fino a quando la speranza ce l'ha permesso,
A un certo punto, quando ovviamente i tempi erano troppo stretti e questo Covid non si fermava più, e allora da lì, ovvio, abbiamo continuato un po' a tenerci in attività, però senza più la speranza di ricominciare il campionato. In estate abbiamo continuato con degli allenamenti tra di noi, da settembre è arrivata appunto la nuova allenatrice e abbiamo ricominciato anche con il lavoro in campo e adesso puntiamo tutta questa nuova stagione. Ecco, tra l'altro una cosa abbastanza simpatica, particolare, è stata che l'ultima partita della squadra non è stato un match normale, ma una partita di tris in streaming con le giocatrici del Brescia, giusto? Ce lo racconti? Sì, esatto, lì è il nostro Alberto Braioni che durante le prime settimane di questa pandemia, ma anche durante tutta l'estate e continua a farlo anche adesso, cerca ovviamente di mantenere vivi i social e anche un po' la nostra simpatica sportività, diciamo, nei confronti della Leonessa. E alla fine, sarò sincera, non mi ricordo com'è finita quella partita, ma speriamo di rigiocarci nella realtà più che su un social, ecco. Assolutamente sì, insomma, diciamo che ve lo auguro con tutto il cuore. Ecco, allora torniamo al presidente Marco Beghini. Allora, diciamo, questo 2021 sta per partire il campionato, come abbiamo detto, domenica 10. Ecco, cosa vi aspettate da questa nuova stagione 2021, insomma, come risultati? Oddio, mi fai sbilanciare una cosa che normalmente, anzi, di carattere non dico mai. Ecco. Allora, diciamo, piedi per terra, ovviamente impegno massimo. Le ragazze sono convinto che lo fanno come l'hanno sempre fatto, quindi quello non sarebbe una novità. Oddio, la squadra è attrezzata per fare bene, dopo che ci sia la possibilità o meno di fare il salto di categoria, lo dirà il campo. Cioè, onestamente, quest'anno con la rinuncia di Casagrande Padana alla 1 abbiamo una quarta incomoda non di poco conto, una squadra che è attrezzata tutto per giocare una Serie 1, quindi dovremo dare il meglio di noi stessi per poter far fronte a questa squadra, oltre che al Brescia e alla Lions Sassari, che anche come l'anno scorso sono state le nostre antagoniste per i primi posti. Comunque io sono fiducioso, le ragazze le vedo tranquille, le vedo concentrate, hanno avuto la fortuna di avere un rinforzo, soprattutto quello che io l'ho detto dall'inizio, il grosso colpo che abbiamo fatto quest'anno è quello di essere riusciti a portare Elena al dorso buono, e speriamo che insomma tutto vada per il meglio, ma soprattutto che si inizi a giocare, quello è l'importante, perché ormai penso che le ragazze come i ragazzi siano stufi di fare solamente allenamenti e non avere lo sfogo del campo e soprattutto lo sfogo dei due punti. Certo. Ecco, appunto, tornando a parlare della squadra, insomma, quest'anno avete qualche innesto nuovo nella compagine della Venplast d'Ossobuono, insomma, qualche novità? Sì, ci sono stati rientri graditi, tra le altre cose, di due ragazze che giocavano con noi già anni fa. E il primo rientro è stato quello di Lisa Rizzardi, ha giocato le ultime 2 stagioni a Mestrino in A1, e l'ultimo con Alessia De Marchi, che ha iniziato il campionato a Leno in A1 e dopodiché si è convinta a tornare a casa. Alessia è una ragazza che gioca ad Ossobuono da quando aveva 9 anni, quindi è logico che è tornata a casa, ecco. Questi sono i 2 rinforzi, ma soprattutto, come ho detto prima, rinforzo sicuramente l'input è stato dato per quanto riguarda la panchina, perché Elena onestamente è sicuramente un input per le ragazze, soprattutto per la sua professionalità e il suo potere che ha nei confronti appunto delle ragazze, e dopo le ragazze stesse, perché un anno in più il gruppo si è consolidato, si è rinsaldato di nuovo e ci sono tutte le prerogative per far bene, ecco. Ecco, e allora torniamo giustamente da Elena. Allora, come sono andati gli allenamenti nelle scorse settimane? Perché immaginiamo che, come ci ha confermato poi Marco, insomma, siano stati veramente tanti gli allenamenti in questi mesi in attesa dell'inizio del campionato. Sì, è strano fare gli allenamenti e poi non avere
un riscontro concreto a fine settimana nella partita, perché ci siamo allenate tanto. Dal mio punto di vista è stato positivo, è comunque un piacere e soprattutto è anche un modo per conoscerci meglio, perché comunque per me è un campionato nuovo, perché non conosco benissimo le avversarie ed è anche una squadra nuova, un gruppo nuovo, e quindi non c'è mai abbastanza tempo per lavorare, secondo me, per conoscersi. Però quello che ti dà il campo, quello che ti dà l'affrontare in maniera agonistica un'altra squadra, e quindi affrontare un campionato è sempre rispetto agli allenamenti o comunque anche a delle amichevoli, che poi tra l'altro abbiamo potuto svolgere in maniera limitata, perché comunque sarebbe stato poi anche un rischio in questo momento affrontare altre squadre. Però dicevo, non c'è mai abbastanza tempo per lavorare, quindi ora è come studiare tutta la settimana e poi fare il compito e vedere che voto ti dà il professore. Vediamo ora il campo cosa ci dirà, ed è solo quello che poi ci farà andare avanti. Ecco, se ti dovessi chiedere qual è il punto di forza, uno dei punti di forza della squadra, cosa mi risponderesti? La simpatia, non sto scherzando. No, penso che sono rimasta sicuramente, come ho già detto, colpita dal loro impegno, dalla loro voglia di mettersi in gioco, di ascoltare. Io non lo so ancora quale possa essere il punto di forza, proprio perché non abbiamo ancora avuto un riscontro oggettivo, ma solo lavorando tutti i giorni e concentrandosi sull'obiettivo poi possiamo capire quali possano essere i punti di forza e soprattutto anche quali possano essere i punti su cui lavorare per fare meglio. Ma sicuramente sempre il massimo impegno, e poi tutto quello che viene può essere solo qualcosa di positivo. Certo. Ecco, la prima partita, quella di domenica, sarà contro il Cassano Magnago, se non sbaglio. Ecco, vi sentite pronti al match? Cosa vi aspettate da questa prima partita? A me o a Martina? No, sempre a te, Elena. Poi gentilmente bisogna chiederlo pure a lei. Assolutamente sì, sarà fatto. Mi preparo. E così sai già la domanda, no? Come ogni prima partita sicuramente è un'incognita, anche perché venendo da un lungo periodo di stop, diciamo che scherzando potrei anche dire che mi sento arrugginita, non so neanche come si fa più a stare in panchina dopo così tanto tempo. Però Cassano Magnago comunque è una piazza storica della pallamano, è una squadra che da tempo investe sul settore giovanile, quindi sicuramente è un'avversaria difficile, un'avversaria ostica, anche perché comunque loro giocano in A1 e in tutte le categorie giovanili, quindi non sappiamo neanche esattamente quale possa essere la squadra che schiereranno, però al pari di tutte le altre concorrenti penso che sarà una partita difficile da affrontare. Certo. Beh, insomma, vediamo anche come andranno poi quelle seguenti. Speriamo tutto bene, insomma, ve lo auguro. E allora andiamo a Martina e ti giro la domanda che ho fatto ad Elena. Insomma, vi sentite pronte per l'inizio del campionato e soprattutto quanta voglia c'è di tornare in campo? Tanta, immaginiamo. Sì, diciamo che ovviamente la voglia è tanta. Io è tipo una settimana che faccio domande tipo a che ora partiamo e con che maglia giochiamo, perché al di là che Elena mi prende un po' in giro, però queste domande sono solo perché non vedo l'ora, veramente sto contando quanto manca all'inizio della partita. E la tensione è tanta e la voglia pure, e speriamo che però si trasformi ovviamente in una tensione positiva e non in un qualcosa di negativo, perché veramente, come ha detto anche Elena, loro giocano anche già in A1, quindi hanno iniziato già prima di noi con le partite ufficiali. Questo dà un vantaggio a loro, però da parte nostra l'allenamento e il sacrificio che abbiamo fatto in queste settimane comunque è tanto, perché
allenarsi senza avere lo scopo della partita nel weekend è diverso. E speriamo che appunto tutta questa tensione si trasformi in un qualcosa di positivo, ma al di là di come andrà alla fine siamo contenti anche di tornare in campo. Ecco, poi tornando sempre al fatto che Elena è entrata quest'anno da pochi mesi, insomma, alla guida della Venplast, insomma, com'è cambiata la squadra sotto l'ala di Elena? Occhio a quello che dici. Potrebbero esserci delle risposte più giuste di altre. No, sto scherzando. Essere sincera, altrimenti non conto. No, allora è cambiato sicuramente un po' anche il nostro approccio, non che prima non ci fosse impegno da parte nostra, però diciamo che l'anno scorso è stato un anno difficile perché quando la società ha deciso di retrocedere ci siamo unite alla squadra che già militava in A2, quindi c'è stata un po' un'unione di due gruppi che ancora non si conoscevano bene. E l'anno scorso, seppure il campionato è finito a metà, c'è stato un inizio di questa unione. In queste prime settimane, in primi mesi di lavoro, questa unione credo che si sia amalgamata quasi del tutto. Elena chiede sempre il massimo impegno da parte nostra, all'inizio magari non è facile abituarsi a certe cose, soprattutto perché, come ha detto anche lei, ovviamente arriviamo agli allenamenti dopo una giornata di lavoro piuttosto che di studio o di altri impegni personali, quindi non è sempre facile arrivare subito concentrate. Quando non lo siamo c'è lei che subito ci riporta l'attenzione e facciamo sempre allenamenti diversificati e sempre con uno scopo finale che è quello poi di migliorarci. Ecco, e comunque anche con i nuovi innesti, con i nuovi rientri di cui ci ha parlato prima anche Marco, diciamo che comunque la squadra è sempre molto unita, giusto? Sì, quella assolutamente è la nostra forza e con Alessia e Elisa appunto alcune di noi avevano già giocato in passato, ritrovarle in squadra è sicuramente positivo sia dal punto di vista tecnico e tattico ma anche dal punto di vista squadra perché ovviamente contare su delle persone di un certo tipo che conosci e nel quale ti puoi fidare è sempre bello sia in allenamento sia in partita ma anche per tutto quello che ci gira intorno, insomma, perché a noi piace sì giocare a pallamano ma piace anche stare insieme, siamo un bel gruppo e questo lo si vede anche nelle giornate che passiamo insieme oltre alla pallamano, ecco. Chiaro. Ecco, allora dunque andiamo in chiusura con diciamo una domanda che è di rito ormai. Ormai siamo praticamente passata quasi una settimana, praticamente una settimana dall'inizio del nuovo anno e chiediamo a tutti e tre, diciamo, un augurio per questo nuovo anno. Sicuramente uno è che la pandemia possa trovare una fine, ma ci sarà sicuramente qualcos'altro. Iniziamo da Marco. Oddio, mi hai anticipato. Prima di tutto la salute e sport, che lo sport Certo. ricominci nel modo giusto e per tutti. Quello è il più grosso augurio che c'è da fare per questo 2021. Già il fatto di iniziare le partite mi dà la speranza che questo sia un inizio di una cosa che doveva essere nella normalità, ma sembra quasi una cosa straordinaria, ecco, come siamo messi adesso. Speriamo, la speranza appunto è quella di star bene e di continuare a fare sport. Certo. Ecco, allora passiamo poi la parola ad Elena. Beh, sì, il fatto di tornare a vivere un pochettino più normalmente, perché ormai ci siamo abituati a vivere in questa bolla quotidiana e quindi il fatto di poter fare liberamente ciò che ci piace e ciò che ci fa star bene. E per collegarmi a quello che dicevamo prima mi piacerebbe che diventasse una realtà meno calciocentrica e anche meno maschiocentrica, quindi potere alle donne e viva la pallamano. Sempre, sono d'accordo. Benissimo, allora terminiamo con Martina. Hanno detto tutto loro, sicuramente tornare alla normalità nello sport ma anche nel resto della nostra vita, della nostra quotidianità
e sperando anche di tornare a vedere il pubblico nelle nostre partite e che tutto torni come siamo abituati a vivere, perché questo è veramente un qualcosa a cui nessuno di noi penso sia mai stato abituato. Assolutamente sì, insomma noi ci uniamo a questo augurio, a questo auspicio che avete fatto tutti e tre, e noi allora vi ringraziamo, salutiamo Marco Beghini, Elena Barani e Martina Mazzieri di Venplast Ossobuono. Grazie per essere state con noi. Grazie a voi. Grazie a te, ciao a tutti. Ciao, buona giornata. Benissimo, allora noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento come sempre domani. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata. Thank you.